Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi ci troviamo in provincia di Vicenza, siamo nella Valle del Chiampo e vi porterò a scoprire e a conoscere la cascata dei Papalini. Quindi abbiamo parcheggiato qui in curva e vi lascio il punto GPX sotto in descrizione. Qui troviamo le indicazioni. E piccola parentesi, prima di iniziare voglio dedicare questo video a Lorenzo, il mio ex collega di lavoro che ormai da poco è in pensione. Quindi Lorenz, questo video te lo dedico e mi raccomando, camminare, non stare fermo a casa a goderti la pensione. Finita parentesi, cominciamo questo giro, andiamo. Ci imbattiamo in questa strada bianca, qui al nostro fianco sentiamo il rumore dell'acqua e ci addentriamo in questa valle, in questo meraviglioso bosco, e quindi ci godiamo ancora una volta la meravigliosa natura. Un antico lavatoio e seguiamo sempre il segno rosso. Ed eccoci che siamo in salita, questa valle selvaggia, e troviamo ancora il segno rosso. E andiamo a sinistra. Avanti. E questa è la cascina abbandonata che abbiamo appena attraversato dietro, e anche in vendita per chi lo volesse. L'unica cosa sicura è che il panorama nella valle del Chiampo è bellissimo. E qui troviamo il sentiero che sale, non so precisamente da dove, ma lì vediamo la strada. Ho fatto questa piccola deviazione per mostrarvi il panorama, ma noi ritorniamo ora sui nostri passi. A noi continuiamo il nostro giro. Siamo arrivati da qua e adesso si sale ancora un po'. Ho l'occasione di provare la nuova borraccia che ho preso
su Amazon, quindi sotto in descrizione trovate il link. Calamita e salute. Ed eccoci qui in studio con la borraccia presa su Amazon, quindi vediamo velocemente cosa trovate se decidete di acquistarla. Eccola qua, laccio comodo, tappo a vite con calamita, quindi se bevete il tappo non rischia di cadervi addosso. In confezione trovate 2 spazzole per la pulizia della borraccia, la trovate da 1 litro, da 800, da 400. Vi ricordo che fino a 12 ore tiene le sostanze calde e fino a 24 ore quelle fresche, ma soprattutto è più importante, non contiene BPA, bisfenolo di tipo A, che è una sostanza chimica che viene usata per il rivestimento delle borracce e di altri oggetti, ma è importante sapere che questa borraccia non contiene proprio il BPA, quindi una cosa molto importante per la nostra salute. Spero di avervi detto tutto, se vi piace e se può interessarvi, link in descrizione, ma continuiamo con il video. E qui siamo arrivati a un trivio e scendiamo per Campodalbero e sotto in matita c'è scritto cascata, quindi giù di qua. E a quanto sembra siamo arrivati alla cascata dei Papalini. Wow, veramente bellissima. Attenti a non scivolare, perché si scivola. Ed eccola qua, mamma mia, stupenda. E non so se riuscite a vedere, dietro si sale qui a sinistra e si va dietro proprio alla cascata. Andiamo dietro alla cascata. E adesso siamo proprio dietro alla cascata dei Papalini. Che dite, vi piace? Se vi piace, mi raccomando, lasciate un like, iscrivetevi al canale per conoscere questi e altri posti. E adesso, dopo aver visto la bellissima cascata dei Papalini, continuiamo con il sentiero. Allora, siamo arrivati da là
adesso scendiamo di qua. Beh, che dire, la cascata dei Pappalini veramente meravigliosa, visto anche il suo afflusso d'acqua che in questo periodo è abbastanza poderoso, quindi sono luoghi ancora frequentati non da molte persone, per poco mi sa, e che dire, se vi piace venite a vederla anche voi. E adesso continuiamo questo percorso segnato sempre dal colore rosso. Dovremmo in teoria sbucare vicino a una contrada, un paesino, non so di preciso, per poi ritrovarci in strada e da lì trovare la salita che ci porterà a visitare il Buso delle Anguane, la grotta delle Anguane. Quindi scopriremo questo percorso un po' alla volta. Bellissimo! Qui troviamo un bivio e noi saliamo. Ed eccoci ancora in salita e lì vediamo se riesco a mirare. Vedete, se riuscite, un buco, è la grotta delle Anguane. La nostra meta è questa adesso. Ed eccoci arrivati a Contrà Longari e qui, come potete vedere, c'è la cartina che da Natale, tutto il mese di gennaio, c'è il percorso che da Campo d'Albero fa e arriva fino, passa anche per di qua, e lungo il percorso vediamo scritto anello 10 km. Vedete tutti i presepi che vengono messi lungo questo tragitto, quindi verremo a fare anche questo itinerario nel periodo natalizio. E adesso noi prendiamo questa stradina che ci porterà sulla strada principale per scendere e andare a vedere la grotta delle Anguane. E questa, come che vedete, è la Valle di Chiampo che abbiamo risalito. Ed ecco che lungo la strada asfaltata che torna giù alla macchina troviamo questi scalini che salgono, e da qui in teoria, perché indicazioni non ce ne sono, dovremmo arrivare alla grotta delle Anguane. Proviamo. Ed ecco, dopo tutta la salita di scalini, il buco è proprio qui sopra. Ovviamente entreremo per dietro. Ed eccoci arrivati in quota e qui vediamo l'ingresso della grotta delle Anguane, chiamata così per leggende antiche. Come dice il suo nome, questa grotta è legata alle tradizioni popolari, che la indica come un luogo di riparo delle Anguane, creature magiche con sembianze di donna, legate al mondo dell'acqua e dedite a soggiogare gli uomini. Chissà, una volta rifugio di chissà quante persone viandanti e chissà di chi.
e da qui vediamo la contrada Longari o Longari da cui siamo passati prima. Ed eccoci anche alla fine di questo video. Adesso per tornare indietro o si scende per i scalini che abbiamo fatto e si prende la strada asfaltata e si ritorna al punto di partenza, o si segue in quota il sentiero. In teoria noi seguiamo in quota il sentiero e scendiamo più avanti. Spero che il video vi sia piaciuto. Abbiamo conosciuto la cascata dei Papalini, meravigliosa, e abbiamo visitato la grotta delle Anguane in questa valle del Chiampo, un giro veramente stupendo. Vi ricordo sotto in descrizione i link, la mia attrezzatura, e se il video vi è piaciuto, come sempre mi raccomando lasciate un like, iscrivetevi al canale, condividete pure il video con amici e parenti e noi ci vediamo alla prossima esperienza. Ciao! Allora, momento info. Sono arrivato alla macchina, è proprio qui davanti a me, e voglio solo avvisarvi, per chi segue la traccia GPX e quindi dal buco delle Anguane resta in quota, attenzione perché il sentiero è impervio e molto selvaggio, e altrimenti l'opzione è scendere per gli scalini e ritornare per la strada asfaltata. Quindi vedete voi. Ciao e alla prossima! No, no.